3, 2, 1. Mi chiamo Matteo Gracin, avevo 93 anni, data di nascita 2/1/1930. Nella vita mia ho fatto l'agricoltore. Tante gente mi hanno voluto portare all'estero, che si guadagnava di più, e io non ho voluto mai accettare nessuno. Ho campato qui a Milena come regolare, ho vissuto con tutta la mia famiglia, ho campato 7 figli, cioè una famiglia di 7 persone, no? Con 5 figli, si ho costruito le case per tutti e non mi è mancato quasi mai niente. Adesso sono anziano, mi piace passeggiare, andare a destra e a sinistra. Ogni mattina faccio minimo 5 km di camminare a piedi, anche faccio 8-10. Ancora vado in bicicletta, come uno a 20 anni. Mi faccio i miei 20-30 km al giorno, come niente fosse. Colui che mi vedono fanno: ma com'è possibile tu a questa età fare questo? Ma io mi sento di fare e le faccio. Bene così. A Sila ci passavo la notte, mi sono cominciato a stare con 2 schetti. Uno mi contava di stramotti, l'altro mi riceveva i sacchetti. Quando mi metti i sacchetti sotto, va bene per sottile a giocare a notte. Io mi sono gridato a voce forte, quello era amato di tutti. A sera ci passavo in una vigna, visto la bella tutta la castagna. E se domandavo quando si veniva, io sono andato bene a banda. Questa fotografia che hai fatto a Caeni, una fotografia che nella fece mentre c'era c'era un muro, che si vede che c'era un muro qua. E dopo quando andavi? Un anno poi. Niente, non esce. Arriva. Bello basilico, si apriranno, mi da guardare naci malo io arno. Se vuole magari e ti umano. Però ma na ritorno. Buon giorno.